Di un piccolo è stata ritrovata la carcassa a meno di 100 metri dal recinto. La mamma è stata accompagnata alla morte dal veterinario perché in gravissime condizioni. Un terzo asino è scomparso. Siamo a Levego, frazione che dista poco meno di 3 chilometri dal centro di Belluno. L'attacco, l'ennesimo di questi giorni, ieri notte all'agriturismo al Bachero. Ho sentito dei strani rumori, però non ci faccio caso, anche perché hanno partorito da non tanto. Al mattino vedo l'asina fuori dal recinto, il recinto rotto, con tutta la coscia a sbrandelli, e ho contato gli altri asini, ne mancava uno piccolo e mancava un'altra asina grande. Strazianti le foto che ritraggono quanto è rimasto dell'asino più piccolo. Che è rimasto solo la testa e un po' di scarcassa, tutto mangiato. E una non l'abbiamo più trovata. Se la sono portata via? Portata via, oppure oggi che ho più tempo vado a cercare. La speranza sia pur flebile che la terza asina sia rimasta viva. Certo è che anche questa volta neppure la recinzione elettrificata è servita a prevenire l'attacco. Voi avete il recinto? Sì. Da quando avete sistemato questo recinto per gli asini? Da sempre, da quando siamo qua. Avete sempre avuto la protezione, diciamo, i sistemi di prevenzione già... Elettrificato, come si dice, elettrificato. Eppure, nonostante tutto... Distruggono, dove vanno distruggono, fanno danni. Ora nuove spese in vista per la famiglia, serve un recinto più alto e per il momento alla sera sarà necessario chiudere gli altri asini in una stalla. Ci sono spese e tempo ci vuole. Nessuno vi aiuta? No. E se ci fossero ancora dubbi su chi sta facendo razzie di animali fra la Vena d'Oro fino oltre la valle del Cicogna, ecco, immortalato da una fototrappola nella zona dei Coi di Navasa, sopra Limana, un esemplare di lupo. La foto è recentissima, data e ora indicano il 15 agosto alle 21:37.